buona Epifania, che tutte le feste si porta via, però non si porta via le nostre attività e soprattutto un momentino news che vi dà il bentornato, prima puntata del 2023, con la nostra voglia come al solito di chiacchierare, riflettere, criticare, rompere le balle, anche se quella in effetti sarebbe la specialità di Simone Spiga che è un po' che non sentiamo, ma lo ribecchiamo molto a breve, ma intanto qua stiamo facendo polemica a nostro modo con la solita voglia grinta verve del nostro mitico Enrico Balletto che è tornato in quel di Tortolì. Caro Enrico, tornato lì, il campionato è iniziato, quindi hai preso anche ad allenare alla grande. Che dire, come va? Abbastanza bene, diciamo che allora, ufficialmente il campionato inizia questo weekend, questo fine settimana, però il 4 noi abbiamo giocato, avevamo una gara di recupero, quindi per noi ufficialmente era iniziato il 4, fortunatamente era iniziato bene. Perché abbiamo vinto, anche se devo dirti era un freddo che si moriva dentro la palestra, veramente è stato veramente complicato giocare sia per gli avversari che per noi. La sera, siccome abbiamo giocato alle 19:30, la sera c'è uno sbalzo di temperatura rispetto alla mattina veramente incredibile, che tra l'altro crea problemi perché comunque condensa, umido, insomma è stata una serata di passione, nel senso Abbastanza. molto complicato, sì. Però è andata bene, quindi quello conta. È quello che conta, sì, la squadra ha vinto, quindi stiamo bene così, quindi l'attività di allenamento di allenatore va avanti alla grande. Bene, che dire, abbiamo un po' di cose da raccontare, di cui parlare, questo inizio dell'anno un po' particolare. Intanto mi verrebbe da fare, diciamo, subito una piccola considerazione che è legata anche a una battuta che è anche insomma, un modo di dire, ecco, che si sposa benissimo con quello di cui potremo parlare oggi. Che dire, come si dice, suol dire a volte, quando si vuol far finta di niente, tutto va bene, Madama alla Marchesa, però mi sa che questa volta per Madama le cose vanno un po' peggio, perché volevo con te iniziare commentando uno degli ultimi fatti, diciamo così, di cronaca legati a una delle tematiche, degli argomenti che molto ci appassionano, ovvero il tema vaccini, preparati, Covid. Viene fuori che alcuni VIPs, l'esempio lampante di questa cantante, appunto Madame, si sono presi la briga di dribblare, diciamo così, le iniezioni, tra virgolette, obbligatorie, utilizzando, diciamo così, dei mezzucci per cercare di evitare il trattamento. Ora, al di là del fatto singolo non è perché in effetti si parla di un'inchiesta che riguarda centinaia di persone, quindi in effetti è una cosa tutt'altro che minima, e al di là del fatto che comunque nella cosa più, cioè nella maniera più assurda si persegue chi magari ha cercato, diciamo così, di evitare un trattamento che poteva presentare anche dei rischi, piuttosto che perseguire magari certi legislatori o certe industrie che hanno reso queste cose, diciamo così, possibili, addirittura in certi casi obbligatorie, al di là di questo assurdo. Viene fuori, insomma, la consapevolezza di una situazione in cui questi comportamenti denotano una non proprio incredibile fede nella scienza, anche se l'espressione fede nella scienza è abbastanza infelice. Enrico, due battute iniziali su questa vicenda, dai, facciamoci 4 risate su per iniziare bene l'anno. Risate, in realtà io non ho riso molto, nel senso che ovviamente si scopre l'acqua calda, nel senso che sappiamo dall'inizio che ci sarebbe stato in qualche modo e che c'erano delle persone per nulla convinte, ma che per convenienza, per tenere intatta la loro figura, la loro immagine, avrebbero cercato di aggirare la questione vaccinale del Green Pass. Non so se ti ricordi la polemica su Pippo Franco. Sì, me la ricordo, sì. Sacrato un anno fa ormai, e che come mai non ne parlano più? È stato attaccato una settimana di fila, accusato di essere andato dal medico che faceva i vaccini farlocchi, di qua di là, perché l'hanno massacrato. La sua colpa è stata
andare in una trasmissione TV, quella di Mirta Merlino, e dire pubblicamente e in diretta quello che pensiamo in tanti, no? Sul fatto della libera scelta, sul fatto che i numeri non avessero la letalità della stessa malattia, non avesse ragione di spingere a obblighi e a coercizioni come quelle che stavano accadendo, ovviamente sotto la critica e l'incessante martellamento della conduttrice che ha continuato a chiedergli se avesse il Green Pass o meno, se si vaccinasse. Lui non ha risposto volontariamente. Dopo circa una settimana è partito l'attacco nei confronti di Pippo Franco, di cui non si è più parlato, il che mi farebbe pensare a un nulla di fatto in merito, cioè non sono riusciti a dimostrare un'eventuale colpevolezza, un'eventuale situazione che potesse incriminarlo. Come sempre succede nella nostra gogna mediatica e giornalistica, le persone vengono messe alla berlina, distrutte mediaticamente, e poi se si dovesse rivelare un nulla di fatto, quasi non ne parlano, o se ne parlano sulla carta scritta, mettono un trafiletto di poche righe, magari in ultima pagina, e tanto tutti i danni che uno ha subito, quelli restano. Detto questo, ripeto, a parte che a me arrivavano voci anche di medici che si sono fatti pagare o che sono stati pagati per far finta di aver inoculato, parlo qua in Sardegna, cioè qua era risaputo che esistessero medici vaccinatori che si erano prestati o si sono prestati durante tutta la campagna vaccinale a una sorta di vaccinazione farlocca, quindi di far risultare vaccinato qualcuno che si presentava senza inoculare. Detto questo, ma sicuramente non erano VIP magari, ma semplicemente qualcuno che era disposto a pagare. Detto questo, come sempre ci sono le persone che cercano le scorciatoie, le fregature, chi più ne ha più ne metta. È ovvio, è sempre esistito, è nella natura umana, ovviamente come capisco ma non giustifico le persone che si sono inoculate sentendosi in parte costrette per questioni di lavoro, eccetera. Quindi capisco ma non giustifico da un certo punto di vista questo. Allo stesso modo vale il mio ragionamento per queste persone che eventualmente hanno provato a fare le furbe, quindi capisco da un certo punto di vista, non giustifico minimamente, perché da questa parte, visto che noi facciamo parte dell'altra barricata, c'è chi ha rischiato, c'è chi ha continuato a vivere una vita normale o il più possibile normale, lottando e facendo presente il proprio modo di pensare, la propria libera scelta, pagandone anche le conseguenze spesso e volentieri, oltre che pagando di tasca finché è stato possibile in alcune attività avere il tampone e basta. Non giustifico perché chi prova a fare il furbo davanti a persone che insomma comunque lottano eccetera, e fa finta, magari fa anche la finta morale, mantenendosi tutti i suoi bei privilegi o per mantenere la propria immagine. Ok, un lavoro anche quello, però ecco, sicuramente è più riprovevole di chi per tenere lavoro, mantenere la famiglia, si è poi fatto inoculare da costretto, pur essendo contro, e ha ceduto senza ombra di dubbio. A parte questo, devo dire che nella situazione finale, allora, a parte che la tennista Camila Giorgi, che è coinvolta anche lei nella stessa inchiesta di Madame, ha scelto comunque la linea del rigoroso e dignitoso silenzio, e questo sicuramente dà un punto a favore
alla tennista, alla sportiva, tra l'altro molto più comprensibile della cantante come scelta, visto che usa il proprio corpo per vivere e fare sport, e quindi è una scelta che si avvicina più a Djokovic, che però evidentemente come personalità e coraggio è una spanna un po' sopra tutti probabilmente. La cantante in questione, che tra l'altro io nemmeno so chi sia, per dirti proprio la notorietà, manco io. Vistasi evidentemente messa sotto torchio e a rischio di partecipazione a Sanremo, appena è stata buttata in prima pagina dei giornali con la minaccia, con la richiesta anzi di molti soliti personaggi politici, medici, vari ed eventuali, che sono risuscitati tutti in questo periodo della questione cinese. Sono tutti ritornati in vita. Pregliasco, che addirittura ha detto che vorrebbe fare l'assessore alla sanità della regione Lombardia, Bassetti, che è onnipresente sia con selfie che con ospitate in TV in tutti i canali possibili immaginabili, la 7, Rai, Mediaset, lo trovi ovunque. Galli, che era in religioso silenzio perché c'ha un rinvio a giudizio, come ben sappiamo, per concorsi taroccati, è stato evidentemente rinvitato a gettone in diverse trasmissioni a contribuire intanto a criticare le misure adottate da questo governo, ma ovviamente a parlare di questione cinese, criticando i vaccini cinesi e chi più ne ha più ne metta. Ti dico quello che penso io della signorina in questione, ovvero di Madame, perché questo poi alla fine siamo partiti da qua. È un qualcosa che manca purtroppo sempre di più, a parte il coraggio, ma la dignità e il rispetto sia nei confronti di se stessi che soprattutto di chi ci circonda e chi magari ci ha accompagnato o che dovrebbe essere solo ringraziato per averci messo in vita delle volte, no? Perché arrivare a gettare fango sui genitori e sulla propria famiglia, come ha fatto questa tizia, pur di partecipare a Sanremo e alla fine sentirsi un po', come dire, accettata dalla parte ipocrita della popolazione e dei media, perché di questo si tratta, e fare tutto questo solo per un esclusivo senso di vergogna, di ignavia, chiamiamola come vuoi, di codardia, di coda di paglia perché sei stata scoperta e tutto il resto, a me, mi fa proprio dal profondo ribrezzo, schifo. Queste sono le persone di cui purtroppo, essendo anche giovane, di cui purtroppo queste persone sono purtroppo una parte importante, non ho la presunzione di parlare di maggioranza, ma una parte importante della popolazione italiana, dei giovani italiani, quelli che dovranno rappresentare il futuro del paese, quelli che scuotevano la testa quando andavamo in piazza a protestare contro il Green Pass, contro questi obblighi e per il lavoro, anche per loro, stavano con la mascherina e ci guardavano come se fossimo dei poveri scemi. Ecco, quando parlo di popolazione ipocrita parlo di questo tipo di personaggi. Buttare schifezze, insultare la propria famiglia, farli passare come ignoranti dopo che ti hanno cresciuto e dopo che probabilmente dovresti anche ringraziarli se sei dove sei, anche se io non so dove sia, perché andrà a Sanremo, poi non so da dove cavolo sia uscita, magari sia uscita da un programma tipo quello di Amici o X Factor, questi qua. Bene, per me è una cosa veramente obbrobriosa, meritevole di ogni possibile disprezzo. Questo è quello che penso io di tutta la situazione. Ho fatto un giro di parole però per arrivare a lei, però per spiegare anche determinati concetti, determinati percorsi che sono stati fatti tutto questo periodo, perché poi c'è questo,
da sottolineare. Questa gente mi fa schifo, punto. Senza essere molto, diciamo, senza troppi giri di parole, come giustamente hai detto tu, si arriva direttamente all'essenza. Beh, non escono molto bene, ecco, mettiamola così. Al di là della vicenda che è tra il ridicolo e il tragico, perché in effetti si tratta pur sempre di, a parte che si tratta di un reato che è tra l'altro provocato e commesso da persone, e in effetti dovremmo anche sapere chi sono eventuali altri VIPs o persone magari del mondo dello spettacolo, di altri mondi, che magari hanno optato per questa strategia pur di non inocularsi, quindi sarebbe che conoscere i nomi un giorno, chi lo sa, magari accadrà. Al di là della vicenda proprio si capisce quanto in effetti le persone, anche a questo livello, sappiano in realtà quali sono i rischi veri di questo genere di trattamento e cerchino di fare di tutto per fare la bella faccia, come giustamente hai detto tu, nei confronti del mainstream, e questa è la cosa imbarazzante. Quindi è una cosa abbastanza tragica, che riguarda queste persone, non riguarda noi, per fortuna che siamo stati coerenti sin dall'inizio, quindi è una cosa che, come si dice, è un po' un piccolo re dell'azione, ma anche per loro, ecco, da questo punto di vista. Comunque, passando a questioni di governo, questioni politiche, però rimanendo sempre in ambito sanitario, sono state varate le nuove norme, tra virgolette, diciamo così, per la prevenzione, sempre tra virgolette, del Covid, norme però che sono molto più blande rispetto ovviamente a quelle orrende che abbiamo dovuto subire in passato. Ora, vorrei anche segnalare che è stato espulso dall'incarico, quindi non ricoprirà quell'incarico di consulente del Ministero della Salute, un collaboratore di Speranza che si era reso protagonista assieme al suo caro ministro di quelle orrende vessazioni, quindi già questa è una buona notizia. Ogni tanto qualcosa ci imbroccano questi quelli dei nuovi dirigenti del Ministero della Salute. Questo Ministro della Salute che sembra che ne faccia una avanti e una indietro, no? Va un po' in avanti, poi va un po' indietro, però adesso con le norme si cerca di essere, sembrerebbe che si cerchi di essere più blandi. Di fatto non ci sono più restrizioni, non ci sono più coercizioni di alcun tipo, non ci saranno più obblighi orrendi tipo quelli delle mascherine, che sono raccomandate, consigliate in caso di aumento di contagio, ma mai obbligati in nessun caso. Non c'è alcun tipo di quarantena, se non 5 giorni in assenza di sintomi, quindi se vogliamo una cosa risibile. Di fatto sembrerebbe che si sia optati per, scusate la grammatica, che si abbia voluto optare per una strategia più blanda e rispettosa delle libertà personali. A questo aggiungiamo anche una sentenza del Tribunale di Milano che ha assolto una persona accusata di aver violato la quarantena, ovviamente stiamo parlando del 2021, accusata di aver violato la quarantena e denunciata in violazione delle famose norme di prevenzione del Covid. La motivazione della sentenza è stata molto chiara: non si possono limitare le libertà personali con provvedimenti di carattere generico. Si può agire soltanto caso per caso a seconda della situazione della persona. Quindi di fatto questa sentenza metterebbe la pietra tombale su tutte le porcherie commesse, gli abusi perpetrati. Che ne pensi, Enrico? Che è l'ennesima sentenza, perché ce ne sono state svariate, che dà evidentemente in parte ragione a chi ha avuto dubbi, ha sempre messo in discussione determinate situazioni. Il problema è che poi si arriva magari a una Corte Costituzionale o un Consiglio di Stato che ripigliano certe cose in mano o esprimono pareri che dovrebbero essere generali tramite comunicati stampa. Ancora aspettiamo, no? La precedente sentenza di cosa nello specifico. Però nel frattempo è già stata, diciamo, il parere della Corte Costituzionale col comunicato stampa è già stato adottato e diciamo utilizzato per parlare eccetera eccetera della situazione come se fosse già una sentenza, cosa che non è stata. Quindi ripeto, queste invece sono sentenze di tribunali comunque locali che fanno
più che bene, nel senso che fanno bene alle motivazioni e alle riflessioni che sono state fatte in tutto questo periodo di delirio, alle persone che hanno messo in discussione tutta una serie di cose, e che poi però trovano in certi giornalisti, in certe trasmissioni, in certe appunto comunicazioni da parte di organi istituzionali e di giustizia massimi, trovano poi un ostacolo, un muro. Quindi, che dire, va bene per questa persona, la nostra giustizia non funziona come quella americana, nel senso che, questo è utile ricordarlo, per noi che stiamo attenti a queste notizie, è una notizia positiva che ci siano queste sentenze, però c'è da ricordare che da noi non vengono utilizzate certe sentenze come precedente, cioè in America le sentenze fanno poi giurisprudenza e vengono utilizzate per eventuali altre sentenze, ok? In tribunale. Da noi questo non avviene, nel senso che possono essere sì citate, ma vengono citate su basi di sentenze di Corte Costituzionali, Corte d'Appello, Consigli e il Consiglio di Stato come riferimenti, ma poi i tribunali vari ed eventuali hanno una autonomia di giudizio, ok? Ciò significa che poi dipende sempre dai giudici o comunque dalla Corte che si incontra l'eventuale sentenza, e questo comunque è una cosa importante. Ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro, come la giustizia degli Stati Uniti ha i suoi pro e i suoi contro da questo punto di vista, secondo me. Però ripeto, è un messaggio forte e utile. Sono contento che ogni tanto vengano fuori queste sentenze, perché significa che ci sono giudici che comunque stanno iniziando anche a reagire da un certo punto di vista a tutta una serie di situazioni, o semplicemente non erano nemmeno troppo convinti nemmeno prima. Però secondo me la strada è ancora lunga, perché anche un governo che parla di commissione d'inchiesta e poi nella finanziaria non ci sono soldi per niente, però trova 700 milioni di euro per acquistare ulteriori vaccini Covid, mi fa sorridere, nel senso che comunque c'è una linea che evidentemente è tracciata e viene perseguita anche da quelli che in campagna elettorale si sono espressi in determinati modi, che danno certi segnali più a parole che con i fatti, perché se vogliamo il governo Meloni non ha fatto molto di quello che ci si aspettava, o che si aspettavano anche molti magari che li hanno votati da questo punto di vista. Ha anticipato il rientro dei medici, anticipato perché era già previsto, l'utilizzo delle mascherine era già iniziato, l'eliminazione con il governo Draghi di fatto hanno prorogato l'utilizzo delle stesse, l'accesso a RSA ospedali per 4 mesi, anche negli studi medici. Quindi voglio dire, alla fine tutto questo gran cambiamento io non lo vedo, anzi vedo purtroppo una sorta di acquisizione a normalità che normalità non è, purtroppo. Questo è quello che vedo io, poi sarò io troppo pessimista, ma non credo. Penso che sia una cosa abbastanza evidente a tutti. In pratica hanno prorogato l'obbligo della mascherina negli studi e negli ospedali fino a marzo? Ho capito bene? 4 mesi, sì.
L'utilizzo è obbligatorio. Ospedali RSA, studi medici e compagnia. Quelli per cui scadeva il 31 dicembre li hanno prorogato sfruttando la situazione contingente dalla Cina per 4 mesi. Quindi ancora per 3 mesi, fino a marzo dovremo sorbirci ancora le mascherine negli ospedali, studi medici e cose di questo tipo. Pronto soccorso, studi medici e chi più ne ha più ne mette, evidentemente. Capisco, perfetto. Allora faccio già un annuncio pubblico, mi scuseranno gli ascoltatori dell'ascolto live, al mio studio dentistico non mi vedrete all'interno dello studio, penso per un altro 3 mesi, per cui se devo venire a ritirare eventualmente dei referti o fare il trattamento ortodontico, penso mi vedrete tranquillamente da fuori, visto che non so, esatto, mi affaccio, non preoccupate, datemi le cose, mi affaccio io, non preoccupatevi. E l'ho già sto dicendo pubblicamente perché questa storia delle mascherine sta diventando veramente insopportabile, quindi sta arrivando a una punta di ridicolo incredibile. Comunque, già questo è abbastanza un tentativo di normalizzare delle cose che in effetti normali non sono, anche se in effetti anche questi tentativi si scontrano con la realtà dei fatti, del fatto che la narrativa pandemica ormai è bella che è andata, quindi normalizzare questi aspetti significa semplicemente allungare un brodo che forse può al limite cercare di mettere qualche soldo nella tasca in più a quelli che magari vendono le mascherine o quelli che stanno cercando di spacciare ancora fiale di questa roba, che tra l'altro ormai la gente si capisce benissimo non sta più cercando di inocularsi, e ormai l'Unione Europea tutta sta anche cercando di liberarsi delle eccedenze che sono perfettamente non verranno utilizzate, cercando di regalarle alla Cina, tra l'altro, che gentilmente rifiuta l'offerta e gli parla anche male dietro, perché sinceramente non ha alcuna intenzione di andare a fornirsi con questo genere di prodotti che hanno dimostrato la loro orrenda efficacia già. La Cina sta vaccinando con vaccini non mRNA. Sì, no, infatti la Cina ha prodotto sì. Vaccini convenzionali, e questa cosa ovviamente a parte che la percentuale di vaccinazione è stata comunque bassa rispetto alla popolazione, questo è risaputo, ma pensa alla Cina che è un regime, quindi non ha istituito obbligo, non solo, e ha utilizzato comunque, pur esistendo 3-4 tipi di vaccino diversi, sono 3-4 tipi di vaccino comunque convenzionali. Esatto. Ma guarda, siccome sono scemi i cinesi, capito? Fatevi 2 conti, fatevi una riflessione su questa cosa. Abbiamo fatto questa riflessione che si potrebbe regalare pur di farli usare, capito? Sì, esatto. Perché i nostri sono efficaci, loro no. Peccato che però i dati continuano ad arrivare e comunque quei pochi che escono ufficiali cinesi dicono che la situazione è sotto controllo e di Covid non sta morendo praticamente nessuno, quindi in più di contro qua quando sono arrivati in Europa hanno fatto i primi controlli con i tamponi e i passeggeri arrivati dalla Cina erano tutte varianti e sottovarianti di Omicron, quindi già ben comprese a loro dire, perché loro ci hanno massacrato gli zebedei per 6 mesi dicendo che anche l'aggiornamento del virus del vaccino, avrebbe coperto tutte le varianti, quindi non vedo quale sia l'allarme da prendere non vedo perché ci si debba allarmare per forza di una cosa scontata, cioè che è abbastanza chiara. In più il centro di controllo malattie infettive e di controllo europeo ha detto chiaramente anche che il controllo coi tamponi italiano non aveva ragione di essere perché la popolazione europea era sufficientemente immunizzata sia dalle campagne vaccinali, dal fatto che comunque il virus fosse già girato abbondantemente in tutta Europa e che quindi non c'era alcun bisogno di fare controlli eccetera, perché ormai il virus girava. Cioè, più chiaro di così? No, però noi abbiamo i nostri Virostar che hanno ripreso la narrazione assieme alle solite trasmissioni varie ed eventuali che hanno ripreso a parlare solo di Covid. Quindi se da una parte il governo, una delle cose buone che aveva fatto era eliminare il bollettino giornaliero rendendolo settimanale, quindi impedendo una certa dialettica
Covid conclamata e ormai regolarizzata quotidiana, ci hanno pensato bene, hanno preso la palla al balzo subito alle prime notizie. Poi, tra l'altro, andando anche in contraddizione con loro stessi, nel senso che loro sono i primi che dicono non escono dati ufficiali, cioè la Cina non comunica, e poi dall'altra parlano di decine di migliaia di morti, di ospedali al collasso, sanno tutto. Poi intervistano gente dalla Cina che vive lì e dice che i controlli sono caduti già settimane fa, che la situazione sembra quasi normale, che giusto c'è la gente che usa la mascherina, ma che le cose sembrano abbastanza tranquille. E qua dobbiamo sentire questi personaggi che parlano, oppure l'annunziata che ha detto in una trasmissione, l'ho sentita io in diretta, ho detto no vabbè, siamo proprio a livelli incredibili, ha detto che come è iniziato questo periodo qua, c'è stato un arrivo a frotte di cinesi in Italia che si volevano vaccinare con i vaccini italiani. Questa doveva stare, cioè qui siamo veramente ti mando il video, adesso non mi ricordo ti mando il video, ce l'ho. Un arrivo, cioè ragazzi, ha detto ai colleghi così, cioè stanno arrivando a frotte per farsi vaccinare qua i cinesi, cioè scappano dalla Cina per venire in Italia a farsi vaccinare, capito? Questo ha detto, ha avuto il coraggio di dire qua, l'ha annunziata la giornalista. La grande giornalista, quella che appena iniziata la campagna vaccinale, quando aveva detto quelli che non vogliono vaccinarsi sarebbero da prendere per il collo e portarli a forza a vaccinarsi, capisci? Espressione di democrazia e di pluralismo, A lei, figurati, lei può tutto, e che fa parte di un'associazione, guarda un po', dove nel board, no, non usiamo termini inglesi che mi stanno sulle balle, nel consiglio direttivo, nel direttivo c'è anche tale Roberto Speranza, ex ministro della salute, giusto così per informazione, per avere non mancare niente. Qualche informazione in più, sì. Insomma, questo è il quadro, ecco. Diciamo che se non è zucco è pan bagnato. Come dicevo prima, sì. La cosa utile che hanno fatto è silurare il direttore AIFA, non Palù, No, sì. Magrini. Mi sembra che si chiami Magrini. Magrini, sì, esattamente, sì, è lui. Silurato. Quello è il personaggio dicono, perché i giornali hanno scritto il protetto di Speranza, e l'hanno comunicato che di preparare le scatolette al 23 gennaio, di levarsi gentilmente dalle scatole. Ovviamente critiche dall'opposizione, scelte politiche che non va bene, qua là su giù, e c'è. Come se non si scoprisse adesso che chi vince le elezioni ha il diritto di nominare chi cavolo vuole nelle varie direzioni, nelle varie situazioni. È sempre stato così, però ovviamente toccano gli amichetti loro e diventa una cosa di appropriazione del nuovo governo di posti a livello politico, perché giustamente loro invece questi nominati non erano tali, no? Infatti, queste cose veramente che poi... l'ennesima, cioè questa cosa, questo tentativo di allargare un po' il brodo per cercare di dare il contentino ai talebani del regime sanitario è abbastanza ridicola, però ovviamente ha anche una scadenza, perché non è che potrà essere prorogato ulteriormente una volta che... Sì, in teoria sì, nella pratica non dimentichiamoci che comunque sia di questo governo fanno parte due forze, una che è talebana tanto quanto il PD da questo punto di vista, e quindi Forza Italia, perché che ha come portavoce e come espressioni della pandemia, del discorso vaccinale, di tutta la situazione, la Ronzulli, che sappiamo bene
cosa ha detto e cosa ha fatto tutti questi anni. Tra l'altro si è espressa e ha votato contro la questione dei medici Novax, dicendo che per coerenza lei avrebbe comunque votato contro perché ritiene un errore il reintegro dei medici Novax. L'ha detto in Parlamento, non è che lo sto dicendo io. E l'altro è Gasparri, che è un altro dei portavoce dei vari gruppi parlamentari, che continua a parlare di assoluta vaccinazione, che insulta chi non si è voluto vaccinare, che fa la pubblicità assoluta al fatto che ha fatto la quarta dose, e chi più ne ha più ne metta. Quindi, se da un certo punto di vista il partito della Meloni vorrebbe o vuole, o anche se secondo me insomma non ne ha mai avuto troppa intenzione, volesse fare qualcosa di abbastanza diverso, di fatto non verrà mai consentito perché semplicemente salterà il governo. Salta immediatamente. Se Fratelli d'Italia dovesse decidere o proporre delle cose, come da oggi a domani, che basta, con la questione Covid basta, come è stato detto in campagna elettorale, o promesso se vogliamo, il governo salta prima di domani. È evidente, perché sia Forza Italia che anche buona parte della Lega, non dimentichiamocelo, è evidente che stanno dalla parte di una narrativa ben precisa, e ti aggiungo anche più di qualcuno all'interno di Fratelli d'Italia, perché è evidente, la cosa è evidente. Lo stesso ministro Crosetto ha fatto pubblicità ampia al fatto di essersi vaccinato. Non ha mai parlato in certi termini, per carità, di certe proteste, eccetera, però ha fatto sapere sempre, dose per dose, quello che ha fatto sapere, senza porsi qualche domanda, di essersi preso 2 volte il Covid nonostante le dosi, e ha fatto sapere dopo la terza dose di essere stato malissimo. Tant'è vero che era stato prontamente criticato dai soliti noti, che non doveva scrivere di essere stato così male, dopo la dose del vaccino, che era un modo per scoraggiare le persone, eccetera, eccetera, e aveva eliminato poi il tweet, giusto perché non si dimentichino certe cose, perché la gente la memoria corta, però capisci, cioè, stiamo parlando di persone così, Crosetto è al governo. Vero, quindi è inutile che ci giriamo intorno, ragazzi. Sì, tu giustamente dici prima o poi dovrà finire, ho capito, però se nel frattempo che finisce continua la narrativa, continuano a massacrare la gente, continuano a costringere la gente quasi a farla sentire disagiata se non ha l'inoculazione, se continuano col terrore ogni volta che arriva qualche caso di Covid, se la gente continua a farsi tamponi appena c'è un po' di mal di gola, eccetera, 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 ragazzi, non finisce più, non finiamo più. Beh, quello è vero, che sia un problema, diciamo così, di atteggiamento delle persone, è vero, anche di condizionamento delle persone, che è altrettanto vero. Il condizionamento dipende anche dalla comunicazione. È anche vero che a livello nazionale magari la comunicazione che riguarda il Covid è diminuita in maniera insignificativa, se ne parla di meno, anche se continua a parlare. E a livello regionale, a livello locale, che le cose stanno andando veramente incredibili. Io a catafascio, diciamo, perché vedo ancora a livello regionale, mi riferisco alla realtà locale, una comunicazione sul Covid che è ancora a dir poco allarmistica. E ovviamente questa cosa fa nascere più di un sospetto. Questo sospetto ovviamente si collega diciamo così, a quanto abbia investito il governo in comunicazione Covid negli ultimi 2 anni e quanti soldi siano stati distribuiti alle emittenti nazionali e locali per fare comunicazioni Covid. Ragazzi, il Covid è stato uno stipendificio per molta gente, intanto, perché questo periodo è stato uno stipendificio. È stata una valanga di soldi per la questione tamponi, per una marea di gente. Apro parentesi, non so se avete ascoltato o sentito la questione di Crisanti, Zaia, eccetera, eccetera. Il senatore Crisanti
lo scandalo, la questione degli screening, eccetera. Ecco, ricorderei, adesso c'è un'inchiesta in corso, ricorderei a tutti che Crisanti è stato anche consulente della Regione Sardegna per quello che hanno riguardato gli screening di massa nelle varie zone. Chiaro? Ecco, perché poi le cose ce le si dimentica troppo facilmente. Ok? Questa gente qua, a parte se si poi lanciata in politica adesso dalla sua bella immunità parlamentare, potrà continuare a dire, a fare quello che vuole, anche se aveva già detto e fatto quello che voleva prima, secondo me era già discutibile e da affermare prima. Ok, adesso continua a parlare dall'alto della sua immunità parlamentare. C'è un'inchiesta, ci sono tutta una serie di cose, ma questo ha fatto il consulente per la procura di Bergamo per l'inchiesta su Conte e la Morgese Speranza. Ha fatto il consulente in diverse regioni per questa storia degli screening di massa, in periodi in cui ovviamente appena saltavano fuori i tamponi positivi andava ad aumentare i numeri e quindi le zone rosse, zone arancioni, zone gialle, chi più ne ha più ne metta. Cioè, io vorrei dire, ci sono tante cose dietro e non è questione di essere complottisti, è una questione di fare 2+2, di essere in grado di fare 2+2 e di vedere sempre gli stessi personaggi, come in questi giorni, se uno va a vedere, ok, dopo la questione Covid, gli stessi personaggi che fino a ieri ci ammorbavano con la questione dei vaccini, Cecchi Paone, tutta una serie di altri personaggi, il dottor Mezzana, quello che era ospite spesso a Giletti, no? Che è andato contro Fraiese, altre situazioni là, che tra l'altro è un chirurgo estetico, e altri vari personaggi, improvvisamente, da un giorno all'altro, in 0 secondi, sono passati a parlare dai vaccini all'alimentazione a base di insetti, a sponsorizzare gli alimenti a base di insetti. Guarda caso, nel momento in cui nella UE viene approvata l'utilizzo della farina, autorizzata l'utilizzo della farina di insetti per la preparazione di alimenti, pane, eccetera, eccetera, che più ne ha più ne metta. E qui mi fermo, perché poi siete voi che dovete andare a farvi le vostre verifiche e a controllare. Ma quello che dico io è possibile che questi stessi personaggi fino a ieri parlavano dei vaccini, improvvisamente, guarda caso, in corrispondenza dell'approvazione UE di determinate situazioni, diventino sponsor e non parlino altro da giorni del consumo di alimenti a base di insetti? Dell'alimentazione a base di insetti? È possibile questa cosa? È una cosa normale? Vi sembra una cosa logica? Vi sembra che sia una cosa che non dimostra nessun tipo di interesse, di spinta, di qualcosa che evidentemente li spinge a fare determinate pubblicità e dichiarazioni? Fate voi, insomma, io ripeto, io la mia idea ce l'ho e nessuno mi smuove. Per me le coincidenze di determinati periodi storici non esistono. Punto, fine. In effetti è pure curiosa questa storia. Punto. Poi fate voi. Sì, non solo è curiosa, ma cioè, anche un pochettino, sinceramente, disgustosa, perché il sottoscritto non ha nessuna voglia di farsi un panino di farina di griglia a prosciutto, una cosa di questo tipo. Ma perché? Insomma, scherziamo, io gli unici insetti che posso pensare di mangiare sono quelli del caso marzo, punto. Giusto per rimanere in tema. Perché c'ha quel tipo di cose e lo sanno a livello tradizionale, ce te lo dicono gli stessi pastori. Gli stessi pastori, dai tempi che furono da sempre, da quando io sono piccolino, ti dicono: occhio, non consumarne troppo, mangiane un pochino ogni tanto, ma non in grandi quantità e non tutti i giorni, perché fa male. Ok? Se te lo dice il pastore. Farà male un po' perché è molto piccante, eccetera, ma sarà magari che comunque anche il fatto di mangiare larve. Sì, siamo onnivori, ok, onnivori, non insettivori. Sì, poi che si possano mangiare ogni tanto in casi ok, ma probabilmente se non siamo specificatamente insettivori un motivo ci sarà, cioè il nostro corpo è strutturato probabilmente per digerire e mangiare
altro. Se poi vai a vedere anche sul discorso degli insetti, su come sono composti, su quello che è tutta una serie di situazioni, le proteine degli insetti, eccetera, eccetera, non è che il livello nutrizionale sia il massimo, cioè come per i vegani poi c'è bisogno di compensare con integratori e altre cose, la mancanza di determinate sostanze, chiaro? Quindi, ok, può essere una cosa proprio di fabbisogno, eccetera. La realtà è che si vuole portare, anche lì come sta succedendo con l'energia, quindi transazione ecologica, chi più ne ha più ne metta, forzatamente verso un certo tipo di abitudine e normalizzazione la gente, e lo faranno anche come hanno fatto in Olanda, intanto distruggendo allevatori, chiudendo forzatamente allevamenti, eccetera, ok? Con la scusa del clima, ecologia, della sostenibilità degli allevamenti. Uno. Due, lo faranno aumentando a dismisura i prezzi della carne. Cioè la carne diventerà un alimento per ricchi. Hanno questa intenzione e si sa già, perché già i prezzi comunque in generale stanno aumentando di tutto. Quindi si spingerà, ovviamente rendendo la carne più rara, chiudendo allevamenti con le scuse più svariate, si spingerà verso un aumento dei costi, ovviamente. Capito? Questo è. Comunque. Sì. Allora, l'idea, però allora, da un certo punto di vista ci può essere un'idea di consumo responsabile, perché mangiare troppa carne fa male. Bisogna mangiare il tanto giusto, il che significa che se noi tutti fossimo responsabili nel consumo della carne, avremo molti meno allevamenti intensivi, molta meno carne di cattiva qualità e molte meno crudeltà sugli animali, che male non fa, perché in effetti sono esseri. Vogliamo parlare della quantità di cibo che i market e i mercati sono costretti a buttare giornalmente? Verissimo. Prima di parlare di sostenibilità, eccetera, ragazzi, parliamo di queste cose qui. Cioè, le norme che hanno introdotto tempo addietro prevedono di buttare senza possibilità di riutilizzare per i poveri, perché poi parlano sempre dei poveri, delle persone che non possono permetterselo, ma io non posso andare a prendere un alimento che non è nemmeno scaduto o probabilmente commestibile, io mangerei io per primo, non posso regalarlo o darlo, ok, a un povero che muore di fame perché la normativa mi dice che lo devo buttare. Chiaro? Ecco, l'altra scusa che stanno utilizzando è questa. Quindi non siamo tutti in grado, la carne non si potrà produrre per tutti, come già c'è la gente che muore di fame, e quindi essendoci poveri, essendoci la gente che non se lo potrà permettere, che non potrà mangiare, che non potrà fare bla bla bla, dovremo mangiare gli insetti. E però i market continueranno a buttare la roba. Sì, chiaro. Magari. Come se gli insetti, tra l'altro, come se gli insetti non avessero un costo di produzione e soprattutto un'impronta ecologica, perché tu non puoi pensare di allevare milioni di grilli per fare la farina pensando che a livello ecologico questa cosa sia zero. Quando mai? Anche quella è un'impronta ecologica non indifferente. Intensivi anche quelli, di cosa stiamo parlando? Appunto, quindi anche se sono grilli e non sono mucche, hanno anche un'impronta ecologica. Cioè, voglio dire, ragazzi, non lo so, poi chiaramente è una cosa assurda, ma poi assurda oltretutto innaturale, perché nella storia dell'uomo, la storia biologica dell'uomo, non esiste da nessuna parte, in nessun periodo storico ufficiale, poi la storia andrebbe analizzata, a volte riscritta, perché ci sono molte cose che dovrebbero essere ridefinite, ma non mi risulta in nessuna storia, da parte della storia dell'uomo, che l'uomo abbia mai consumato in maniera intensiva insetti. Ha coltivato i cereali, ha imparato a coltivare i cereali, a fabbricare il pane, ha allevato gli animali per fare carne o per avere anche animali da soma, ma di insetti non se ne vede da nessuna parte, forse sono consumati. Ci sono certi paesi dove gli insetti fanno parte della catena alimentare già da decenni, per carità, questo è risaputo. Parte, ma non là. Sì. Con cui parlo mi dica l'80% della popolazione mondiale già si ciba di insetti. Ma quando mai? Ma perché dobbiamo dire queste cose qua? Perché? Ma quando mai? Che idiozia è mai questa? Cioè, ci sono alcuni paesi in cui gli insetti fanno parte della dieta, non sono la dieta, che è diverso. Sono paesi magari. Della catena. Esatto. Sì, della dieta della popolazione. Sono parte in quanto
sono magari specialità, sono piatti tipici, ma alcuni, non tutti, in alcuni paesi asiatici si consumano anche insetti, non solo gli insetti, quindi è una cosa assurda. Le diete comunque devono essere varie. Non tutti gli insetti, perché ogni Esatto. specie ha determinate caratteristiche, ok? Io ti dico, ad esempio, la lisina, che è un aminoacido essenziale, che fa parte della catena proteica, ok? Chiaro? Sì, Vado sì, un po' nello specifico, però è conosciuto come nome, c'è una cosa. Fa parte della catena proteica e delle proteine, nella sintesi fondamentale. Gli aminoacidi essenziali servono per la sintesi proteica, ok? Quindi si chiamano essenziali per questo. Nel 90 e passa per cento delle specie di insetti manca, cioè sono presenti 8 su 9 aminoacidi essenziali. Ci sei? sì. Quello che manca è proprio la lisina, che è comunque un aminoacido essenziale molto importante. Quindi già quello lo devi compensare in qualche modo. E quindi già lì. Dopodiché nella Repubblica Democratica del Congo questa mancanza viene ovviata con le larve di un lepidottero specifico, che invece è ricco di lisina e manca di altre cose, perché poi il bilanciamento non c'è, cioè non c'è un equilibrio, capito? In questa cosa qua. Quindi si sa, hanno fatto delle ricerche, lì qualche insetto lo utilizzano, perché ovviamente Congo, insomma in Africa hanno più di qualche problema effettivamente, e quindi si arrangiano, hanno imparato ad arrangiarsi e a mangiare anche insetti, se serve, ok? Dopodiché però devi mettere in conto tutta una serie di cose, cioè come troppa carne fa male, cioè anche gli insetti hanno delle sostanze comunque nocive presenti nella loro composizione, se così vogliamo chiamarla, ok? Quindi voglio dire, ci sei, dunque una parte, un 30% buono c'è chitina, che comunque è indigeribile e anche nociva a lungo andare. Un altro 30 buono per cento sono intestini. Cosa ci avranno di contenuti vari ed eventuali? L'ultima parte, che sarebbe quella che potrebbe essere utile, è composta da muscolatura, cartilagine eccetera, e quindi ha proteine che però mancando di amminoacidi essenziali, di alcuni amminoacidi essenziali, soprattutto variando da specie a specie, perché da specie a specie la presenza di proteine utili all'uomo varia dal 20% al 70-80%. Quindi se mangi insetti che non hanno, cioè non ha senso mangiare insetti, non ti portano niente, anzi magari stai ingerendo sostanze che alla fine sono pure nocive. Non so se mi sto spiegando. Quindi voglio dire, alla fine, ok, specie selezionate, quelle che hanno più alta concentrazione, quelle, va bene, chi se le vuole mangiare le mangi, ma non rompeteci le palle. E soprattutto occhio alle etichette, perché adesso che hanno autorizzato, comunque sono obbligate le aziende a mettere nelle etichette che le farine che utilizzano sono di origine non animale, ma insetti. Ok? Quindi occhio alle etichette. Io personalmente boicotterò e non piglierò nessun prodotto di quel tipo e smetterò di comprare prodotti delle aziende che fanno questo tipo di alimenti con questo tipo di farine. Cioè, boicotterò selvaggiamente questo tipo di cose, non mi interessa neanche sentire parlare. Concordo pienamente, ma poi invece di capiterà, ecco. Sì, vabbè, assolutamente capiterà qualcuno che cercherà di mettere in vendita questo tipo di articoli, ma invece di andare verso una politica alimentare responsabile, un consumo responsabile, magari un maggiore trattamento dei cibi e anche un riciclo dell'alimentare diverso, per cui si possono riutilizzare anche i prodotti che anche se scaduti mantengono la commestibilità, invece di andare a cercare di gestire meglio il cibo,
e consumarlo meglio, in maniera più razionale, più responsabile, sfruttando anche le produzioni locali e incoraggiando diciamo così, lo spreco cioè scoraggiando lo spreco alimentare e incoraggiando il riutilizzo e il riciclo alimentare, che sarebbe una cosa molto saggia. No, bisogna incoraggiare il consumismo e poi spingere verso un impoverimento alimentare alimentando questo commercio perverso, che va a destabilizzare ancora di più l'ambiente qualora non l'avesse già fatto. Quindi è sempre un progetto assolutamente privo di qualsiasi responsabilità, che sembra spingere verso quella gestione zootecnica dell'umanità che va teorizzato il nostro ospite passato, l'avvocato Marco Della Luna. Quindi, anzi, guardi, invito le persone ad andare ad ascoltare l'intervista che abbiamo fatto in radio all'avvocato Della Luna, perché è molto interessante su certi aspetti. Chiuderei questa nostra lunga chiacchierata di inizio anno, che ci sta solo bene, chiuderei con qualche impressione sulla la vicenda è un argomento che approfondiremo perché in effetti merita di essere approfondito, è anche molto importante ed è stato oggetto di nostre diverse chiacchierate con altri ospiti molto importanti. Due parole sulla vicenda di partita del pontefice Benedetto XVI, che molti hanno chiamato Papa Emerito. No, mi spiace, non è emerito per niente, era il Papa, punto e basta, perché abbiamo appurato con la collaborazione di grandi ospiti che effettivamente Benedetto XVI era il Papa, non era assolutamente un Papa emerito, perché non è mai esistita tra l'altro la figura del Papa emerito, ce la sono inventata. Interessante vicenda che è molto controversa. Hai qualche impressione sulla questione, Enrico? Guarda, io lo sai, davanti alla morte ti ho sempre detto che tendo assolutamente a fermarmi, nel senso a rispettare quello che sono poi le situazioni. Se poi si tratta di una personalità di fede religiosa, ancora di più, nel senso che comunque credo che sia sempre da fermarsi un attimo in presenza di caduti e di morti e riflettere su quello che è di fatto poi la vita, di come si vive, si è vissuto e di come poi in un attimo si diventa, ci si spegne e si va via. Ecco, per chi ci crede in un'altra vita, per chi non ci crede comunque c'è un lascito della vita terrena, quindi un andar via, un abbandonare i cari e i propri beni materiali. Ecco, io Ratzinger l'ho sempre, devo dirti, rispettato, nel senso che l'ho sempre visto come un papa buono, a dispetto dell'accento tedesco che è sempre un po' duro e fa trasparire sempre un pochino di durezza, anche di essere un pochino prevenuti nei confronti, no? dell'accento tedesco per questioni storiche, anche proprio di suono. Però ti dico, non ho apprezzato, non apprezzo la polemica che è stata montata in questi giorni, subito appena è stata esposta la salma, sul fatto che fosse un'altra persona, che non fosse il cadavere del Papa e chi più ne ha più ne metta. Ecco, io di tutta questa vicenda onestamente quello che ho sentito e letto in questi giorni maggiormente è stato questo insistere sul fatto che potesse essere un'altra persona, fosse stato messo un altro cadavere al posto di quello del Papa. Ecco, io onestamente è una polemica che non mi riguarda, non mi interessa, che non cambia nulla nei confronti di quello che è stato Papa Ratzinger, che io ho visto dal vivo al funerale di Giovanni Paolo II, perché io sono andato, ho fatto parte di quei 7 milioni di persone che in fila sono andate a rendere omaggio a Giovanni Paolo II,
Ero giovane, però era una figura con la quale io ero cresciuto, pur non essendo un praticante assolutamente. Ho sempre avuto rispetto delle figure della fede e della religione, meno della Chiesa, però Papa Wojtyła è stata una personalità, una persona, un riferimento costante nella vita di tante persone, di tanti giovani anche, a prescindere poi dal credo. E quindi io ho vissuto proprio il passaggio da Wojtyła a Ratzinger quando ancora la morte di un papa necessitava poi del conclave, dell'annuncio della morte di un papa e quindi poi del conclave, cosa che da Ratzinger a Papa Francesco sappiamo non esserci stata, cioè il papa ancora vivo annuncia di rinunciare alla sua missione sulla terra e annuncia egli stesso il prossimo conclave per nominare e eleggere il nuovo Papa. Ecco, questo verrà ricordato soprattutto per questo, verrà ricordato anche per le accuse che gli sono state mosse sul discorso nazista, ovviamente, perché si tende a buttarla sempre in cacciara nazista e fascista in ogni situazione. Verrà ricordato per gli scandali che ci sono stati sotto il suo papato, venuti fuori esplosi sul discorso della pedofilia all'interno della Chiesa, dei casi di pedofilia, e quindi su anche l'aver cercato di tutelare la Chiesa da questo punto di vista, dimenticandosi che magari comunque cercando di tutelare la Chiesa allo stesso tempo aveva condannato pesantemente tutti questi episodi. Quindi ci sono tante situazioni controverse. Ecco, ripeto, in tutto questo io l'ho sempre visto come una persona, un papa di una cultura mostruosa, in grado di parlare il latino come la propria lingua madre, perché ho assistito anche a messe in latino dove non leggeva, parlava fluentemente e correttamente il latino. Quindi quello che mi dispiace appunto è questo, anche dinanzi alla morte di una persona di 95 anni molto malata, tra l'altro, aver sottolineato che tutta questa serie di cose che secondo me non aiutano niente, di tutto questo periodo non aiutano nessun tipo di lotta, non giustificano nessun tipo di riflessioni e di battaglie che le persone invece dovrebbero e avrebbero il dovere e il diritto di fare sul proprio futuro e su tutto quello che purtroppo ci aspetta, perché vista la guerra, visto le inflazioni, visto il problema lavoro, visto tutte queste cose qui, io credo che i nostri pensieri e le nostre energie vadano concentrate verso cose ben differenti dal star lì a ipotizzare cose che tra l'altro, insomma, secondo me non hanno ragione d'essere, anche perché io purtroppo nella mia vita di cadaveri ne ho visti tanti e posso assicurare che le persone dopo quel giorno sono assolutamente irriconoscibili. Dopo il rigor mortis c'è una trasformazione delle persone, le cartilagini stesse cambiano per tanti motivi, perché un conto è l'irrorazione del sangue, un conto è la non irrorazione. In più, nel caso dei papi, essendo salme esposte, vengono trattate con materiali particolari per evitare che il corpo vada in decomposizione nei giorni successivi, cioè quando viene esposto prima della tumulazione. Quindi
stare molto attento a fare ipotesi, ma non fosse altro per una questione veramente di rispetto che ho nei confronti della morte da sempre, a prescindere dal credo e dalla religione. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Giustamente ricordato alcuni elementi, insomma, che hanno caratterizzato il papato di Benedetto XVI, tanto per cambiare elementi che hanno suscitato scandali, tanto per cambiare, perché tanto per la questione della sua appartenenza alla sua adesione al regime nazista, che è del tutto fasulla, perché posso confermare, anche perché ci sono ricerche storiche che sono state fatte in merito a questa cosa, che lui non ha mai aderito al regime nazista, è stato inquadrato ovviamente perché è costretto dalle circostanze storiche, non potevi non essere parte del regime. A lui però ha sempre cercato comunque di tenersi al di fuori il più possibile dalla situazione, dal sistema inquadrato del regime nazista, tanto più che una volta scoppiata la guerra, quando fu arruolato praticamente a forza per cercare per far parte di un'unità di combattimento antiaerea negli ultimi anni di guerra, la prima occasione disertò. Perché molto, insomma, non fu molto fanatico da questo punto di vista. Il suo desiderio era farsi prete, non aveva alcuna intenzione di aderire al regime nazista, quindi ha cercato di camuffarsi il più possibile, e alla prima occasione è scappato, quindi non si... Anche se fosse, come dici tu, cioè lì non potevi crescere e non far parte come i bambini che venivano inquadrati come balilla, cioè era una cosa assolutamente normale. Non è che uno può avere colpa di essere stato un balilla da adolescente, cioè facevi parte, non è che era stato, sì, assolutamente, è stato accusato di avere in qualche modo aderito passivamente. Questo è tutto totalmente falso. Sì, ma non è così. Per poi non parlare poi di vari scandali, Batilix, e poi lo scandalo della pedofilia nel clero. Per carità, reato odioso, se c'è da sottolinearlo. No, assolutamente. Ecco, e non solo odioso. Sì. Lui è stato abbandonato a se stesso, esatto. Nel senso che non è stato tutelato, perché lui ha provato a far scudo alla Chiesa in merito a questi scandali, ma non nascondendo che, anzi, lui è stato, essendo un conservatore, un teologo conservatore, tra l'altro, molto ferreo, molto duro, molto sicuro. Per lui è stata, cioè lui ha sottolineato più di una volta e ha iniziato a istituire quelle che sono state le punizioni peggiori, più dure nella storia della Chiesa nei confronti appunto di chi si era macchiato di certi reati, ok? Non è che il problema è che proprio in virtù di queste posizioni conservatrici rispetto a tutto quello che sappiamo essere le varie correnti progressiste e di interesse anche che esistono all'interno della Chiesa, perché la Chiesa comunque è composta da uomini, ok? E quindi gli uomini hanno tutti quei difetti che la natura umana si porta dietro per natura, quindi è stato abbandonato a se stesso, questa è la verità. Hanno fatto in modo che risultasse come unico responsabile di tutta una serie di situazioni, e si è fatto scudo di tutto quello, non si è fatto scudo, si è fatto carico di tutto quello che erano gli scandali mossi nei confronti della Chiesa. Questa è la realtà dei fatti. Assolutamente. Poi il discorso è legato anche a un documento che è il Crimen Solicitationis, che è molto più vecchio di lui e che ovviamente a norma del diritto canonico punisce i responsabili di crimini come gli abusi sessuali. Il problema è che ovviamente il Crimen Solicitationis è un documento ecclesiastico e all'interno del Vaticano non esistono pene detentive per questo tipo di reati né per altri reati, perché non è uno Stato con un codice civile vero e proprio, ma con un codice canonico, di diritto canonico, quindi è anche complesso. La cosa importante è cercare comunque di portare a galla il problema senza cercare di occultarlo, e nei limiti del possibile, col potere che poteva avere in qualche modo garantito dalla sua condizione anche all'interno di una situazione caratterizzata sempre stata caratterizzata da intrighi, giochi di potere come quello della città del Vaticano, perché il Vaticano, il Papa può regnare, ma governare chi lo sa fino a un certo punto, io citerei il caso di Paul Casimir Marcinkus negli anni 80,
ok? All'ombra degli scandali, legato agli scandali del Banco Ambrosiano, dei fondi, della P2, tutto quanto, esatto, lo IOR, ecco, enti, insomma, giochi di potere, agglomerati di potere che comunque in qualche modo interferivano col potere del Vaticano e sicuramente ridimensionavano pesantemente il potere del pontefice, quindi attenzione, uno può anche regnare ma governare è un'altra cosa, quindi bisogna sempre fare un discorso molto, molto articolato sulla questione. Quindi già in questa situazione era già tanto che è stato già tanto che si è riuscito a denunciare questa cosa, questo scandalo e in qualche modo anche intervenire riducendo lo stato laicale 500 preti ritenuti responsabili di abusi sessuali. Questo per carità non esaurisce il problema, perché una volta che i preti sono stati scomunicati o ridotti allo stato laicale vanno presi, denunciati, processati e sbattuti in galera. Però questo è una cosa che spetta all'autorità civile, a un'autorità giudiziaria di un paese normale. Per cui il Vaticano può sì segnalare, sì scomunicare, sì degradare, però processare e sbattere in galera è una cosa che spetta all'autorità civile. Per cui al limite può segnalare le cose, il Vaticano può segnalare queste cose all'autorità giudiziaria e poi fare in modo che l'autorità giudiziaria faccia il suo corso, questo sicuramente. O al limite costituirsi parte civile in un processo cercando di difendere le vittime, questo potrebbe essere un'altra cosa. E anche qui il discorso è molto controverso. Come controverso è il video che Massimo Mazzucco, che salutiamo, ciao Massimo, speriamo di averti ancora in radio, ha pubblicato il giorno stesso, il giorno dopo non mi ricordo, del funerale di Papa Benedetto XVI, parlando proprio della questione degli scandali pedofili del clero e del comportamento del suddetto pontefice. Video molto controverso che ha suscitato parecchie polemiche, molta gente si è schierata, come capita in questi casi, e c'è stata una grande polemica sul tema e sull'approccio anche che Massimo ha avuto nei confronti dell'argomento. Però sarei curioso anche di parlare con lui di questa cosa, magari lo inviteremo in radio per parlare di questo e magari anche di altro, se lui vorrà ovviamente. È curioso più che altro il fatto che abbia cercato abbia giustamente messo in evidenza il problema della pedofilia nel clero, cercando anche di chiamare in causa eventuali responsabilità. A mio avviso il risultato è stato molto controverso e andrebbe secondo me discusso, però ovviamente lo si fa nel rispetto di tutti e nel tentativo di chiarire la situazione. Questo è il nostro intento, ecco. Che dire, Enrico? Bella chiacchierata lunga che oggi, abbiamo affrontato diversi temi, ci aspetta un gennaio, chissà, vediamo gli sviluppi di gennaio, sono cose che dovremmo anche vedere, tenere sotto controllo sicuramente, di sicuro non rimarremo inoperosi. Tra l'altro colgo l'occasione, visto che c'è la presenza di Enrico, grazie a lui che Radio Ascolto Live rivedrà lo sport finalmente dopo tanto tempo. Perché stiamo preparando, abbiamo trovato degli interessanti collaboratori o aspiranti tali da interpellare per vedere se riusciremo a mettere insieme dei contenuti, però l'intento è quello di portare a gennaio in onda, finalmente rimandare in onda un'altra volta la rubrica sportiva che aggiungerà un'altra un po' di contenuti interessanti a questa nostra programmazione, a volte un po' scarna, devo dire la verità. Comunque ci stiamo lavorando e a gennaio vedrà la luce la nuova rubrica sportiva di Radio Ascolto Live. Sarà interessante e si spera anche divertente, perché cercheremo anche di coinvolgere magari tifosi, per persone diciamo così più o meno protagoniste, eccetera eccetera. Ci proviamo, ecco. Potrebbe essere interessante, perché no? Bene. Enrico, allora questa è la nostra prima puntata del 2023, bella sostanziosa, ci rivediamo comunque settimana prossima, vi ricordiamo di continuare a seguirci perché Radio Ascolto Live ovviamente continua imperterrita con le nostre trasmissioni, sempre sulla piattaforma di Spreaker, sempre sul canale di YouTube, ricordatevi di iscrivervi e attivare le notifiche perché è importante, faremo anche un piccolo video per spiegarlo. Magari lo metteremo sulla home del canale e poi seguite la pagina di Facebook con i nostri continui aggiornamenti. Detto questo, Enrico Balletto era con noi, è stato con noi oggi. Grazie Enrico, io sono Gabriele. Prossima puntata, Mementino News. Ciao a tutti. Ciao ciao.